questa capannina andiamo a monitorare la velocità del vento, abbiamo un pluviometro che va a monitorarci la pluviometria, quindi tutte le piogge che cadono, e qui abbiamo anche il rilievo della temperatura. In questo momento ci troviamo nel cuore della Val Pantena, siamo nelle vicinanze della cantina di Verona, nello stabilimento di Val Pantena. Oggi siamo una realtà che è presente un po' su buona parte della provincia di Verona e possiamo presentare tutte le denominazioni presenti a Verona, in principal modo il Valpolicella con i suoi vini importanti, l'Amarone, il Ripasso, il Valpolicella e il Custoza. Lavoriamo circa 2000 ettari di vigneto, appunto presenti un po' su tutto il territorio, e abbiamo un numero di soci che è oltre 500 soci. Siamo in un'azienda coltivata secondo il sistema del biologico. Stiamo portando avanti un lavoro sulla sostenibilità e siamo partiti ancora in tempi non sospetti, partendo addirittura quasi 20 anni fa col processo della confusione sessuale nei campi. Qua abbiamo un esempio di un diffusore per la confusione sessuale che riproduce il feromone che emette la femmina, creando appunto una confusione nel maschio che non trova il sistema giusto per l'accoppiamento. Quindi questa è stata una prima parte che ha interessato dapprima una trentina di ettari, oggi siamo arrivati a superare i 300 ettari sulle due vallate. Un secondo progetto che poi è seguito è stato quello di iniziare a ridurre i diserbanti chimici di sintesi, sostituendo la gestione delle malerbe con tutto un sistema di macchine e macchinari che agronomicamente vanno a controllare le erbe sulla fila. Stiamo camminando non solo in campagna ma anche in cantina. Adesso stanno iniziando in questi giorni proprio due grossi investimenti nelle nostre strutture. Stiamo sostanzialmente riempiendo i tetti di impianti fotovoltaici per renderci sempre più indipendenti. Questo perché vogliamo spostare tutte le denominazioni e tutta la produzione sul discorso della sostenibilità, anche per avere una miglior gestione in cantina e poter uscire sul mercato con quell'effettiva bandiera di prodotto che diciamo, preserva anche il paesaggio e la natura e il nostro futuro. Fedagri raggruppa la maggior parte delle cooperative agroalimentari di 6 settori: l'ortofrutticolo, il vitivinicolo, il latteero-caseario, il zootecnico, cereali e grandi culture agricole varie e la pesca. Si occupa principalmente di avere azioni di confronto con le pubbliche amministrazioni per trovare soluzioni rispetto alle problematiche cogenti e anche di cercare di fare programmazione per far sì di salvaguardare il più possibile le realtà cooperative. Fedagri si occupa anche della parte della sostenibilità, che ovviamente non deve essere un concetto ideologico, ma la sostenibilità deve essere triplice, cioè ambientale, sociale ed economica, e nessuno di queste tre deve prevaricare l'altra, altrimenti non ci sarebbe sostenibilità.